Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 all'Iforna 7 di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio, sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. Lecco e Feral Pissalò si sfidano alla Regamonti Ceppi, la quarta giornata di campionato in Serie C, Girone A. Lecco che cerca la terza vittoria consecutiva per continuare la grande scalata in classifica dopo l'esordio con la sconfitta nel match inaugurale con la Pro Vercelli, mentre la Feral Pissalò, alla vigilia del campionato ritenuta tra le grandi protagoniste, cerca di ridare fiato alla propria classifica, che la vede a metà, a quota 4 punti in 3 incontri. Tornano in curva nord i tifosi del Lecco a sostenere la squadra di mister Zironelli. Il vento sarà un fattore in questa partita. Nel primo tempo soffia a favore della Feral Pissalò e dà fastidio al Lecco. Di Molfetta li batte tutti lui, i calci piazzati dentro, c'è subito il palo pieno colpito da Ergheligiu con un colpo di testa liberissimo però nell'area di rigore della Calciolecco. La rivediamo questa azione di Molfetta, preciso sui piazzati, c'è l'anticipo di testa di Ergheligiu, palo pieno a Pissardo battuto. Insiste la squadra bresciana, dentro il pallone di Luppi, di Molfetta ci prova ma viene contrastato, non c'è nemmeno la deviazione richiesta dal numero 7 della Feralpi, che insiste però perché la squadra bresciana gioca meglio nel primo tempo anche col vento a favore. Dentro il pallone di Miracoli, Luppi anticipato di Molfetta, non riesce a inquadrare la porta perché calcia di mezzo esterno, non la prende bene, non può inquadrare la porta di Pissardo. Ancora la Feralpi ma il Lecco riconquista palla, Giudici se la porta avanti con il tacco, poi prova con il mancino e non inquadra la porta. Questa è l'unica occasione per il Lecco nel primo tempo. Ergheligiu, l'1-2 con Balestrero. Bergonzi dalla destra, la mette dentro, il colpo di testa di Miracoli che però non può fare di più, non può mettere forza. Pissardo non ha problemi. 37esimo di un infinito primo tempo. Una serie di colpi di testa. Poi l'azione che si sviluppa sulla sinistra per gli ospiti. Luppi alza l'ennesimo pallone su cui Miracoli non arriva, a tu per tu con Pissardo. 40esimo, calcio di punizione di Molfetta, va teso e basso, non ci sono deviazioni che avrebbero potuto ingannare Pissardo in due tempi. La fa su al portierone bluceleste. Poi di Molfetta poco dopo, qualche istante dopo, dall'altra parte calcia bene, sfiora l'incrocio dei pali. Questa sì, la sua zolla. 44esimo di Molfetta calcia anche questo corner su cui colpisce Pisano la parte alta della traversa. La rivediamo dopo una prima deviazione di un compagno. Grande rischio ancora una volta per la porta di Pissardo, secondo legno in questo primo tempo per la Feral Pissalò. Nella ripresa però cambia la musica perché il Lecco gioca con il vento a favore, splendido 1-2 tra Tordini e Mastroianni, si salva Gelmi, la palla a destra, Zambataro dentro, Tordini va a botta sicura, crede di aver segnato ed esulta ma la palla non ha varcato tutta la linea. Le proteste dei giocatori del Lecco, Tordini voleva il quarto gol stagionale in 4 partite. Ma non è così, bravissimo però il 32 bluceleste, prima a calciare, Gelmi si salva con l'aiuto del palo, poi nel proseguo dell'azione ad andare a cercare la palla di Zambataro, dunque a seguire lo sviluppo dell'azione. Non c'è però il gol, Merli Sala la butta dentro, una prima deviazione, Iocolano, Lora, 1-2, Iocolano vince il rimpallo e poi boom, il gol del vantaggio del Lecco, colpo di biliardo di Simone Iocolano che calcia con cattiveria e poi non esulta praticamente da fermo la gioia di Simone Iocolano per questo colpo di biliardo che decide la gara al minuto 54. La gioia del giocatore numero 17 attorniato dai compagni, splendida la conclusione dopo il rimpallo vinto di Simone Iocolano dal limite dell'area, nulla da fare per Gelmi e Lecco in vantaggio.
al 54esimo. Ecco che gioca bene Giudici, la sgroppata fino in fondo per prendere la palla e appoggiarla a Iocolano. Iocolano prova ancora il tiro a giro, la sua zolla. Da lì l'anno scorso diversi gol per Simone Iocolano, che non va lontano dall'incrocio dei pali. Tordini, Mastroianni fa girare bene la palla davanti il numero 23 in maglia blu celeste, Zambataro tra i migliori dei suoi. Poi Tordini prova un difficile avvitamento acrobatico, nulla da fare, non inquadra la porta di Gelmi. Nel finale si fa vedere al 67esimo la Feral Pisalo con Miracoli che la spara in curva nord con la deviazione, calcio d'angolo. C'è il colpo di testa, si salva Pissardo col Miracolo e poi chiedono un calcio di rigore i giocatori della Feral Pisalo, ma il direttore di gara Molfetta, che ha sostituito Fontana infortunato dopo il primo tempo, è irremovibile. Si salva qui il Lecco nell'unica grande occasione della Feralpi nella ripresa. Zambataro dentro il pallone, ci prova Petrovic che è entrato dalla panchina, non trova però Ganz, anche lui è entrato nel corso degli ultimi 20 minuti. Merli Sala prova a calciare la deviazione, poi Ganz sul filo del fuorigioco in sacca, ma viene fermata l'azione, annullato il gol dal guardaline. Ganz al di là al momento del tocco dopo il rimpallo sull'azione caparbia di Merli Sala. Annullato il gol del raddoppio al Lecco. 85esimo, ultime battute, ci prova la Feral Pisalo ancora una volta da calcio piazzato. Pissardo la tocca in due tempi. Si salva il Lecco al 95esimo, 5 minuti di recupero non bastano alla Feral Pisalo. Finisce 1-0 la squadra di Zironelli in fila e va a festeggiare sotto la Nord la terza vittoria consecutiva.